Questo è il cellulare non messo in modalità aerea, vedete che lo rivela la Spirit Box, non lo rivela il rivelatore di campo magnetico. Adesso lo metto in modalità aerea. Eccoci, ora è in modalità aerea. Lo spostiamo un po'. Ok, non si accende più, perfetto. Buongiorno, potete lasciarmi qualche messaggio intanto che preparo l'incenso? Dite quello che volete. Ho chiuso che si vede meglio. Preparo, intanto che loro parlano io preparo l'incenso, quindi farò che rumore, Cernera. Accendo questa candela per tutte le anime di questa casa che trovino la pace e la luce. C'è un po' di vento. Tutto questo per fare da paravento alla candela. Eccoci. Eccoci. Ditemi i vostri nomi, per favore.
Ho acceso l'incenso. Vi piace? Rimetto a posto. Ora riprenderò, mentre stiamo aspettando l'Eco Box, riprenderò il fumo e vediamo se ci sono delle immagini. Cercate di tenere il fumo alto, per favore, che vada verso la mia maglietta. Vai, sì. Tenete alto il fumo verso la mia maglietta, per favore. Fatelo passare sulla maglietta. Faccio l'incenso. Io punto in alto verso la maglia, Fate arrivare il fumo sulla maglia, per favore. È troppo alta, mi sa. Niente. Devo cambiare posizione, scusate, Devo vedere di agganciarla diversamente. Verso la maglietta nera, per favore, grazie. Fatela andare verso la maglietta. Sulla maglietta, per favore. In alto, su. Bravissimi, bravi. Sulla maglietta. Su. Sulla maglietta. Fate più fumo. Più in alto, più fumo. Fate vedere i vostri volti, i volti di chi abitava in questa casa, per favore. In alto il fumo, per cortesia, verso la maglietta. È vero che qui sono morti 2 bambini? Tutta la storia che raccontano è vera su questa casa? Ditelo voi.
Su il fumo, non laterale, su. Ok, io adesso mi sposto giù. Andiamo giù adesso a fare la stessa cosa, ok? Vi va bene? Ok, scendo io, eh. A dopo. Ciao. Ho spostato l'incenso nella stanza in modo che si vuole purificare, si riesce a purificare un po' la casa. È un incenso per esorcismi con grani di incenso di chiesa. Vedete che c'è vento. Ok, adesso io mi sposto giù lasciando accesa la Ecovox. Lo so, ripeto, ci sono alcuni di voi che dicono che queste app non vanno usate. Io vi dico che mi hanno dato più soddisfazioni queste app che non la Spirit Box. Non perché non ha riscontri la Spirit Box, ma perché è meno rumoroso anche da esaminare e comunque rispondono alle domande che uno pone. Scusate, sto mettendo la batteria grande nella tasca perché ho scaricato quelle piccole. Ok, io adesso mi sposto giù e cerchiamo di fare un'altra sessione giù e vediamo cosa ci raccontano, se vogliono raccontarci qualcosa.
È successo qualcosa di brutto in questa casa? Hanno ucciso qualcuno?